ragazzi, tutto il commento veneziano, gara 4, 2-1 per Miami, l'ultima vittoria all'overtime, incredibile, due gare su 3 finite all'overtime per il momento, pazzesco ragazzi, si va sul 3-1, le possibilità di portare a casa l'anello sono molte, Vai Kume, il Kume sta facendo veramente delle finali strepitose, subito Paul, boom, parte con una tripla incredibile, lo stava anche marcando, buona difesa sul tiro infatti, ma Paul ha dichiarato che vuole massacrare Veneziano e dimostrare che il vero play dell'NBA è lui. Attenzione Whiteside. Buono, subito first assist in the game. Buono raga. Il numero 3 contro il numero 6. Mamma mia, le tifose di Miami sono noi estasiate di più. Hanno tutte le bocce di fuori. Attenzione Paul fa quello che vuole, mamma mia. Chiaramente la difesa sappiamo che non è il punto forte di Veneziano, ma compensa tutto con un attacco micidiale. Bellissimo, vai, 2 punti semplici, yes! Dai ragazzi. Abbiamo tanto criticato, però alla fine sta facendo delle buone finali. Attenzione Blake, Gianpaolo Griffin. Bella, gran stoppatona. E passala, niente da fare, vabbè. No, come fa a sbagliarla? Ma come ha fatto a sbagliarla sto rimbambito di Wade, il nostro Wade. Dai ragazzi, su che l'American Airlines Arena è una bolgia, tutte quante con scritto Ashley. Primo quarto difficile, perdiamo di 6 ma ho dal campo una percentuale bassissima ragazzi, veramente one disaster. 4 punti, 4 assist, molto poco per Veneziano, che è la peggior partita finora in queste finali, bravo qua. Il pick and Kume ha colpito subito però. Dai fiori. Per piacere. Due stoppate però ha fatto, questo è abbastanza incredibile. Però quanti rimbalzi prende Jordan, mamma mia. Buono. Ragionamos. Bravo Kume, questa è una bella azione di Miami. Da sotto, peccato. Arrivano 2 liberi ed anche i liberi male finora, Tanti errori. Ma meno male, dai che sono pesanti questi, devono tornare sotto. 50 ai liberi. No, scherzo, ho sbagliato, ma porca puttana. Scusate ragazzi, è l'errore mio stavolta. No, tutti al centro. Ci hanno graziato, però Jordan le prende tutte, oh. Non sbagliano 2 volte. Caputtana però, tanto da 3 tirano i Clippers. Purtroppo non ho ancora trovato una tripla oggi. Dai Kume, cazzo. 9 secondi, attacco non bellissimo. No, palla persa, porca troia. Dio santo, non stiamo giocando una gran partita nessuno, io in particolare. Sentiamo un po' la tensione. Bravissimi qua, bravissimi, bravo Deng. Vai, girati bene. Madonna, cara che stoppata che abbiamo preso però, dai. Mamma mia, che disastro. Ho detto che loro fischiano tutto, però peccato, va bene, dai. Calma, manca ancora una vita, manca ancora tanto. Il primo libro lo sbaglia anche Godo. 47-38, che cazzo. Abbiamo tenuto a riposo tutto il secondo quarto praticamente, ok. Bella azione questa, grandissimi, dai. 7 punti di ritardo, 7 punti di ritardo non sono tantissimi, possiamo ancora recuperare. Sto giocando la peggior partita dell'anno, per adesso. Primo tempo orribile. 5 punti, 3 rimbalzi, 5 assist, molto sotto alle mie medie. Dai che arriva il rimbalzo però, dai. Calma Kume.
È il pick and come che deve salvarmi adesso da 3 puntini impossibile da casa sua. Ah, peccato, ci ho provato. Ci ho provato, porca mignottona. No, non poteva metterlo da là, se lo metteva da là veramente era il più grande giocatore della storia dell'umanità. Non ho spazio per il bombone da 3. Il come si butta. Niente, proprio non ne sto mettendo una da sotto. Ai ai ai, che disastro, che disastro. Potevo recuperare bene qua invece. Arriva un altro rimbalzo però, incredibile. Partita negativa ma arrivano tanti rimbalzi. In faccia. Ancora blu. Madonna, ma come sto tirando male. 11 dal campo. Ma l'hai avuto anche via. Non ho parole. Peggior partita della carriera. Proprio in una finale NBA. Bene. Mamma, stiamo sbagliando tutti però, La squadra non c'è oggi. Paul da solo. Boom. Meno 11, stiamo sprofondando oggi purtroppo, Oggi i Clippers sono troppo superiori. Ma non era per lui il passaggio. Da 3. Non ne va una, non ne va una. Ne sta provando tutte, Fioi. Vabbè, finisce il secondo tempo nella maniera peggiore possibile. Vabbè, ci può stare una parità negativa dopo tante incredibili. Solo che questa è già quasi da archiviare, salvo miracoli. I tifosi sono in silenzio, giustamente. Male, 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 ragazzi. Siamo ritornati in corsa, ragazzi, mi sono concentrato come non mai e siamo tornati in corsa. 14 punti ho fatto, ho rimesso un po' a posto le statistiche e tutto quanto. Guarda come giochiamo adesso, siamo a -1, 16 punti, 7 rimbalzi, 6 assist. Signori, nel terzo quarto è risalito in cattedra veneziano. Qua Polen si è messo un bel canestro, nulla da dire. Però siamo di nuovo in partita, raga, siamo di nuovo in partita, questa è la cosa più importante. Ho fatto anche una bella tripla. No, Bosch, no. Brutto attacco qua, cerchiamo adesso che li registriamo. Ecco, ma guarda che è incredibile però, adesso veramente mi gira il cazzo però. Puttana miseria, che palle. Dai Kume, Bosch, Wade, il Kume. Riesco a trovare spazio. E il Kume, yes! Proprio all'ultimo respiro. Dai. Avevamo il 10% del campo, l'abbiamo un po' sistemata la statistica. No, Pierce da solo, ma non è colpa mia adesso però, dai. Ma dai, non si può, meno male che è da 2, ma non si può tenere Pierce da solo così. Mi marcano troppo, Winslow! Solo rete! Per Giampaolone Winslow. Dai ragazzi. Vabbè, ma questi la mettono veramente ogni volta, Dai che però abbiamo migliorato, siamo tornati in parità, questo è quello che conta è questo. Calma. Calma vecchio mio. Il come si butta è pazzo, è pazzo! Non ci credo, che sfiga, oh.
62 del campo dopo il 10 del primo tempo. Grande Kube. No! Ma dove schiaccia? Vabbè, allora però c'è qualcosa. Che cazzo tira così, ma dai. Avevo fatto un recupero da fenomeno. Dai, sbaglia anche questa, Kube. Sbaglia anche questa. Jam Session! Come ho recuperato, avevo 5 punti. Mamma mia, che terzo quarto. Mamma, che terzo quarto. Dai, che i Clippers hanno paura. Perché sono distrutto adesso. Sono distrutto. Calma, calma, calma. Dobbiamo pareggiarla adesso. No, da là. Cosa ha messo Winslow? Mamma mia, sono distrutto. Grandi ragazzi, 27-7, 36 del campo da 10 fiori. Impresa titanica. Impresa titanica, ragazzi. Mamma mia. Dobbiamo mettere il naso davanti, fiori. Dobbiamo mettere il naso davanti. A tutti i costi. Bravo, bravo Dragic. Mamma mia, che cuore nel terzo. Dalla, dalla, di là. E perché la tira? Vabbè, però queste sono proprio cose che non concepisco. Dalla, a destra, a sinistra. Guarda come ne stava recuperando un'altra, pazzesco. Brutto, sto errore gratuito non mi è piaciuto, Bravo, veneziano, anche i rimbalzi oggi. Adesso una partita negativa, incredibile. Yes! Bravo Green. Mamma come l'abbiamo girata, mamma come l'abbiamo girata. Più 3. Da meno 13. No. Questa la mette chiaramente. Qua. Bravo anche Chris, Meno male, abbiamo fatto un erroraccio qua. Il come? Mamma mia. Ci stava regalando una perla qua. Bene, i liberi sono fondamentali adesso. Ogni libero è fondamentale. Questo terzo quarto. Pesante, pesante. Era l'unico modo per recuperare e fare un quarto così e ce l'ho fatta, cazzo. Occhio, fiori, occhio. Cerchiamo di andare al quarto quarto anche con un punto di vantaggio importante. Sparo però Paul veramente una roba mondiale, fiori. D'altronde non scopriamo l'acqua calda. Dai. Questo errore non l'ho proprio capito, sinceramente. Palla hit, che culo. Grazie, grazie, grazie dei fior. Calma, relax, come relax. Un fottutissimo punto di vantaggio. Mamma mia. Dai, dura. Infatti, lo sapevo che la sbagliava. Primo fallo di veneziano nella partita. Primo fallo, dai, bene. Mamma mia, che quarto, mamma che quarto. Qua stoppata un po' del cazzo. Non ci credo come la... Ma dai. Questo però è un culo grande come il non so cosa. Cioè, su un passaggio sbagliato se si trova smarcato da 3. Va bene. Qua c'è poco che protesto sempre. Qua hanno un culo che è grande. Qua Deng non l'ho capito. Bello per Green. Mamma mia, cosa ha fatto veneziano. Qua ha smistato a Green un assist degno del miglior Nash. Ne torniamo sopra di uno.
Bravissimo. Dai, mettila, mettila, mettila. Ah, peccato. Ragazzi, mancano 3 minuti, siamo in vantaggio di 2. 30 punti, 9 rimbalzi, 10 assist, doppia doppia, 5 palle recuperate e 3 stoppate. Una partita che da essere la peggiore nel primo quarto e nel secondo è diventata nel secondo tempo una delle migliori partite della carriera comendiana. Che prestazione, 5 palle recuperate, fioi, e 3 stoppate oltre tutto il resto. No, sei un bastardo, io non lo so, io penso che Paul lo amo, non lo sopporto più, non lo sopporto più, sta mettendo tutto. Se lo marco, se non lo marco, se lo marca il mio compagno. No, 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 no. Dai ragazzi, 2 punticini non sono niente, lo sappiamo. Dai Bosch, questo è il tuo... Bravissimo, dai, dai che fallo. Guarda che stronzo Jordan, il solito. Solita merda umana, vabbè, sappiamo. Sì. Ti prego, almeno uno devi metterlo. Bravo. Bravo Bosch, se li metti tutti e due è meglio. Bravissimo Chris. Io sono a un rimbalzo dalla tripla doppia. Occhio Griffin. Griffin, questo è canestro sicuro. E invece no. Ed è tripla doppia. Ti prego, mettila, è fondamentale. Sì! Veneziano è il re, fio, Veneziano è il re. Qualsiasi cosa succeda, che se perdiamo, The King. Stiamo attenti ragazzi, tanto piccolo problema con la... Mamma mia, con il sistema di registrazione. Vai fioi, vai. Dai sì, madonna come godo, la libidina è sempre più pura. Calma, cosa fai Griffin, cosa fai Griffin? Vabbè, 1 su 2 più 5, mamma mia, stiamo attenti, per piacere, che il nostro punto debole è la fine. C'è una tensione devastante. Facciamo passare il tempo che fintiamo un pick and come. Bravo! Vabbè, infrazione, cazzo, bravo nel fallo. Vabbè, calma, calma. Sappiamo che il computer negli ultimi minuti difende la grande con le difficoltà. Quindi non spaventiamoci. Adesso non dobbiamo concedere il bombone da 3. Per piacere, no, il bombone da 3. Andare sul 3-1 sembra una roba fondamentale, poi il recupero da meno 13, una roba... Attenzione Blake fa un numero d'alta scuola. Sì, meno male che non ha fatto il canestro, se non ha giocato a 3 punti. Griffin, ti prego, sbagliane uno. E godo, attenzione Blake è in crisi, crazy di Griffin, crisi di Blake, Jean Paul, Blake, Griffin. Abbiamo ancora 4 fottutissimi punti di vantaggio, non sono tanti purtroppo. Bosch. Bosch, Come, cosa fai Come? Appoggia tabellone Chris Bosch. Dai fioi. Deve essere l'impresa della vita dopo un primo tempo disastroso del Come. E di squadra. Rimbalzo! Madonna, la partita della vita. La partita forse della consacrazione del Come. Ma non è ancora successo niente. Non è ancora successo niente. Dai, Rises the quick shot. Vai. Il Come l'appoggia, Bosch mette questa è fatta. Non l'ha messa il porco. Non l'ha messa il porco. Guarda come sto riferendo con il cuore. The Core, in inglese purissimo, proprio uno dei più pregiati forse. Non prende rimbalzo il Come, fallo di Paul, Jean-Paul Pierce. Mamma mia, siamo a 24 secondi dal sogno. No! Sì! Yes! Più 7. Non me la possono portare via. Una partita da leggenda, non umana, disumana. Come il disumano, fioi.
Mamma mia ragazzi, c'è il Cume. Eccola qua la scritta fiori delle ragazzette di Miami, della Florida, fiori, eccole qua. Veneziano, vogliamo il tuo pacco. Hashtag. Vogliamo il manubrio del Cume, fiori. Sì, sì. Mamma mia, grande qua, grande cosa. Ricordo sempre il profilo Instagram, commenda trattino basso veneziano. Dovrete seguire il veneziano, trombarsi le ragazzette di Miami. E si va a vincere, fiori, si va a gara 5 sul 3-1. Prova il tiro a 3 finale. Yes! Mamma mia! Come l'ha chiusa il Cume. Come l'ha chiusa, signori. Il Cume è diventato leggenda. Raga, un saluto dal Cumendone veneziano. Ciao!